Siamo con Lorenzo Gianpetruzzi, direttore commerciale della rete di impresa Pianetica di Brescia. Ci vuole spiegare un po' quali sono i punti di forza per le imprese nell'unirsi in una rete? Sì, i punti di forza sono la possibilità di andare sul mercato con un'offerta allargata a più opportunità per il cliente. Oggi nel settore energetico non c'è un'esigenza sola o la soluzione non è una sola, sono diverse e diverse sono le competenze e le professionalità che le aziende devono avere per poter risolvere quello che è il problema del cliente. Oggi le aziende non hanno al loro interno tutte queste competenze e professionalità, o se pensano di averle è un atto abbastanza di presunzione. Allora il concetto di rete serve proprio a colmare questa lacuna, cioè dire portiamo avanti le professionalità e il know-how, l'esperienza acquisita da ogni azienda per metterla al servizio comune nell'interesse del cliente principalmente. Ci sono invece c'è qualche criticità? La criticità è che le aziende che fanno parte della rete d'impresa non continuano ad anteporre l'interesse personale all'interesse di rete.